Affronteremo ora una questione molto delicata, spinosa direi. Si tratta del problema del tecnico o dell'esperto, che dir si voglia. Un problema che fa parte di qualsiasi cultura, un problema che troveremo a Torino, a Napoli, ma anche oltreoceano. Oggi l'esperto è un informatico, quel personaggio che sa tutto dei computer, e il giorno in cui noi compriamo un computer ci aspetta a casa, ci guarda, lo guarda e assume un'espressione difficile da decifrare. Noi immediatamente ci allarmiamo. Ma guarda che ho comprato quello che mi hai detto tu, insomma più o meno, va tutto bene, vero? Sì, no, certo, risponde lui. Beh, chiaramente c'è di meglio, però con un ritocchino possiamo aumentarne le prestazioni. Lascia fare a me. Immediatamente dalla sua borsa estrae un CD, un DVD, una chiavetta, qualcosa, si mette all'opera, in 10 minuti installa qualche cosa. Il nostro computer immediatamente ha un sussulto e le sue prestazioni aumentano. Noi, riconoscenti, non crediamo ai nostri occhi, lo ringraziamo ancora una volta e lui, soddisfatto, ci saluta e se ne va. Ebbene, dopo 10 minuti il nostro computer inizia a non funzionare più bene. Si porta cioè in quella situazione che è tipica, quello che si chiama uno stato di instabilità, in cui il computer fa esattamente quello che più gli pare in un certo istante. Noi richiamiamo l'amico, il tecnico, lui ritorna, ci rimette a posto la macchina funziona per altri 10 minuti, il tecnico se ne va e la macchina ritorna nello stato di instabilità. Triste destino per noi che ci affidiamo all'informatico. Per fortuna non c'erano informatici anni fa. Bei tempi. No, perché il tecnico c'era già. A Torino, negli anni 50 e 60, il tecnico era un meccanico, quello che squadrava il nostro motore con occhio clinico e diceva: lascia fare a me che te lo sistemo e vedrai. Da una canzone di Roberto Balocco del 1967, al Mechanic.